Bene, anche la quarta tappa l'abbiamo portata a termine. Oggi è stata un po' più dura degli altri giorni, abbiamo avuto sole e caldo fin dalle prime ore del giorno, per cui anche se alla fine come chilometri e dislivello siamo sempre stati lì, circa un 16 km e mezzo, con un 500 di dislivello positivo e un 1000, intorno al 1000 di dislivello negativo, oggi è stata un po' più faticosa. Siamo arrivati nella bellissima Alpe Veglia, dove c'è una vista stupenda sul Monte Leone qui dietro che io non conoscevo. Sono più di 3500 metri con un ghiacciaio che da questa parte si vede solo una piccola lingua. In realtà è un ghiacciaio abbastanza esteso, però è tutto in lato svizzero. E poi c'è tutta l'Alpe, un po' simile all'Alpe d'Evero, o diciamo un po' meno antropizzata, urbanizzata. Ci sono casette molto più tradizionali, c'è un rifugio del CAI che purtroppo oggi era chiuso e c'è l'albergo alla Fonte dove dormiremo questa notte. Albergo bellissimo, sembra veramente di essere tornati indietro nel tempo. È stata davvero una scoperta, sia ieri l'Alpe d'Evero ma anche qui l'Alpe Veglia, due posti bellissimi di cui io non avevo mai sentito parlare, però veramente posti stupendi. Domani mattina purtroppo sarà l'ultima tappa della nostra GTA. Dobbiamo ancora decidere l'itinerario. Abbiamo un itinerario di massima, cioè dobbiamo raggiungere il paese di Varzo, però possiamo farlo sia passando attraverso un lago oppure andando giù quasi per, diciamo, costeggiando la strada di servizio qui all'alpeggio. Vediamo domani in base a come stanno le gambe e le spalle. Oggi, al di là del caldo, è andata abbastanza bene. Diciamo che probabilmente dopo 3 giorni di cammino un po' il fisico si è abituato, quindi soprattutto le prime ore di cammino le abbiamo fatte a un buon ritmo e anch'io stavo abbastanza bene. Lo zaino ormai si sopporta, quindi domani vediamo bene cosa fare. Ora sono quasi le 7:30, andiamo a mangiare e poi basta. Io ti saluto e noi ci vediamo domani per l'ultima tappa che ci porterà di nuovo a valle, purtroppo. A domani, ciao! Allora, luogo un po' insolito per i miei video, sono in una stazione. Ieri sera poi, dopo ben 20 km, siamo arrivati a Varzo e eravamo abbastanza stanchi, io anche avevo un mezzo fastidio a un ginocchio, e quindi basta, mi sono buttato sul letto e sono rimasto lì fino a cena. È stata una gran tappa quella di ieri. Dall'Alpe Veglia siamo saliti fino a un lago di cui adesso non ricordo più il nome, poi abbiamo svalicato circa 2400 metri e poi ci siamo sparati 2000 metri di dislivello per ridiscendere verso
Varzo. È stata bella lunga, un tratto di sentiero non era un granché, però dopo insomma è stato sì, anche l'ultima tappa un bel giro, un po' diverso da quelle degli altri giorni, in quanto dopo ovviamente siamo ridiscesi, quindi man mano che si scendeva abbiamo lasciato l'alta montagna per tornare un po' nei boschi. Adesso siamo qui alla stazione di Varzo, in quanto dobbiamo tornare alla macchina che è in Svizzera, all'Alpe di Cruina. Con il treno faremo il traforo del Sempione, arriveremo in Svizzera a Breg, mi pare, lì cambieremo treno, ne prenderemo un altro, faremo questo altro pezzo in treno, poi prenderemo la corriera che ci porterà all'Alpe di Cruina, dove abbiamo la macchina, e poi purtroppo saranno 6 ore di guida fino a Udine. Bene, dopo 5 giorni e 3 ore di mezzi pubblici siamo tornati all'auto all'Alpe di Cruina, quindi si conclude qua la nostra GTA. Stamattina, come ti dicevo prima, abbiamo preso i mezzi pubblici ed è stato abbastanza strano, particolare, perché praticamente con due treni e un autobus siamo tornati senza alcun problema alla macchina, attraverso paesaggi incredibili, sia prima il trenino del Bernina e poi anche l'autobus per il Neufenelpass, cioè paesaggi assurdi. E un'altra cosa particolare che mi ha colpito è il fatto che un sacco di gente usa i mezzi per andare in montagna. Abbiamo incontrato escursionisti di qualsiasi tipo, sia sul treno che sull'autobus, con zaini, bastoncini da trekking, scarpe. E quindi insomma da queste parti funziona così ed è molto, molto bello, ecco. Chissà se mai dalle nostre parti si arriverà a qualcosa del genere. Allora, come sempre ti ricordo di andare sotto in descrizione, dove troverai le tappe della GTA, quelle che abbiamo fatto noi. Ti lascerò magari anche i tempi e i chilometri e la traccia GPS. Ti ricordo anche che c'è una prima parte di video che riguarda i primi 3 giorni, mentre questa riguardava gli ultimi 3. Bene, ora non ci resta che metterci in macchina, farci circa 600 km per tornare a casa. Quindi io ti ringrazio per avermi seguito, spero che questo giro ti sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!